Siamo in questa partita, giocata fra due giocatori che hanno 1500 punti su chess.com. Il nero cattura il pedone centrale e adesso il bianco si ritrova a domandarsi con cosa catturare, col cavallo, coi pedoni. È meglio ricatturare al centro sempre coi pedoni. Dunque, col pedone E o con il pedone C? In partita io credo che si possa giocare un po' in entrambi i modi, ma in partita viene giocata la cattura con il pedone C e a questo punto bisogna fare una considerazione importante. La nostra catena pedonale ci indica il settore della scacchiera dove bisogna attaccare, in questo caso l'ala di donna. E vediamo se il bianco ha rispettato questo principio. In che modo si attacca sull'ala di donna? Portando la regina in B3, magari portando una torre sulla colonna C, magari iniziando ad alzare un pochettino questi pedoni. Questi bene o male erano i piani che ci aspettavamo, ma andando avanti nella partita, come vedi il bianco intanto si preoccupa sull'ala di re, qui ovviamente si preoccupava di un doppio, mette l'alfiere sulla colonna C anziché su quella E, quindi va a tappare eventuali torri e il gioco niente, continua sempre verso il centro. Vedi come si cerca sempre di giocare verso il centro dell'ala di re. Questo non gli fa altro che fargli perdere le possibilità che aveva. Quindi nel momento in cui si va a creare una struttura pedonale, questa ti indica dove attaccare. Tutte altre chicche come queste le trovi all'interno del libro Matto Scacco, la tua mossa vincente, che trovi in tutte le librerie e online.